Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo appuntamento live del nostro audio-video giornale. Dunque apriamo subito con le ultimissime di cronaca in Friuli Venezia Giulia. Autobus, minivan e auto private ucraini hanno continuato ad arrivare al valico di Fernetti ininterrottamente per tutta la notte e anche stamattina e sta proseguendo per tutto il giorno. Non si tratta di un grande numero, oltre 10 autobus e più numerosi minivan e vetture private, ma è continuo. Le destinazioni sono varie città del nord, ma anche del sud Italia. Molti proseguono per altri paesi europei. Chiaramente anche la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è pronta ad accogliere le eventuali richieste di soccorso per quanto riguarda appunto questi profughi in fuga dall'Ucraina. Ed ora cambiamo completamente argomento, andiamo a Ragogna. È stato inaugurato oggi il ponte tra due frazioni cittadine dopo mesi di lavoro. Il servizio. Assessore Pizzimenti, un lungo lavoro che restituisce il ponte di San Pietro a Ragogna. Sì, è un lavoro cominciato qualche anno fa, per fortuna ha avuto il suo termine, ma soprattutto collega due frazioni di Ragogna che erano, diciamo così, isolate tra di loro e quindi ha avuto un grande impatto anche sulla popolazione. Anche perché mette in sicurezza un tratto della strada sia dal punto di vista pedonale e ciclistico, quindi viabilità all'ottimo traguardo ma anche sicurezza. Chi mi aiuta? Vai. Taglio? Vai. Oh. E andiamo a chiudere con i numeri del Covid in regione. Nella data odierna su 4.826 tamponi molecolari sono stati rilevati 205 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,25%. 9.036 test antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 504 casi, 5,58%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 198. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net o altrimenti tramite le nostre pagine social collegate. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.